L'amministrazione statale di Ruggero II riuniva artisti, scienziati, politici e filosofi. Anche gli architetti diedero grande lustro alla corte normanna. Nell'isola convivevano le tre grandi culture del Mediterraneo. Esse si stimolarono a vicenda, cooperarono e produssero risultati stupefacenti. Nel resto d'Europa invece divampavano guerre sanguinose. Era l'epoca delle crociate, del grande scisma d'Oriente. Ovunque la situazione politica era tesa, ma non in quest'isola. Qui la pacifica coesistenza di culture diverse diede ottimi frutti. Si trattò di un periodo breve, solo 64 anni, ma straordinariamente florido. Lo spirito tollerante di Ruggero II e il suo rispetto per la diversità sono ancora oggi un esempio da seguire. Il 26 febbraio del 1154 Ruggero II morì. Il corpo del sovrano venne traslato nella cattedrale di Palermo, dove fu sepolto. Sulla sua spada erano incise queste parole: «Mi obbediscono gli abitanti della Puglia, della Sicilia e dell'Africa». Ruggero II aveva ereditato dal padre una contea. Ai suoi discendenti lasciava un reame. Il figlio e il nipote del re presero entrambi il nome di Guglielmo. Essi proseguirono la linea politica del loro predecessore. Nel Duomo di Monreale, fatto edificare da Guglielmo II, si fondono elementi stilistici diversi. Si riconoscono forme bizantine e arabe, ma nei mosaici è raffigurato il Duomo offerto alla Vergine. I soffitti lignei in stile arabo si accostano a pareti coperte da mosaici a fondo d'oro in stile bizantino. L'insieme richiama alla mente la Cappella Palatina di Palermo. Tuttavia, durante il regno del nipote Guglielmo II, la vitalità della dinastia degli Altavilla cominciò a esaurirsi. La ragione di ciò non va ricercata tanto nella personalità del sovrano, quanto nella crisi dell'organizzazione statale. Si avvicinava la fine anche per lo Stato normanno. Il re, per di più, non poteva avere figli. Commise inoltre un errore politico. Consentì alla zia, Costanza d'Altavilla, di sposare Enrico di Hohenstaufen, il futuro imperatore Enrico VI. Quando Guglielmo morì senza eredi, gli ideali che avevano sostenuto il suo governo si spensero con lui. Territorialmente il regno normanno si conservò, ma non fu così per i principi che lo avevano sorretto. Si aprì il problema della successione. Il marito di Costanza, Enrico, aveva ora l'opportunità di impossessarsi dell'Italia meridionale. Nel 1191 egli aveva ricevuto da Papa Celestino III la nomina a imperatore del Sacro Romano Impero. Il giorno di Natale del 1194, nella cattedrale di Palermo, venne incoronato anche re di Sicilia. La popolazione comprese che l'isola sarebbe stata inglobata nel territorio ben più vasto dell'impero. Alla cerimonia non partecipò la moglie del sovrano, Costanza. Era lontana, a Iesi, dove aveva dato alla luce un figlio. Giunse solo dopo alcuni giorni con il neonato Federico, destinato a diventare un grande imperatore. Nella cattedrale di Palermo possiamo ammirare le tombe di 4 membri della dinastia Altavilla. Ruggero II, artefice del potente regno normanno.
Sua figlia Costanza, considerata traditrice della patria. Suo marito, Enrico IV, che portò la Sicilia sotto il dominio tedesco. E infine suo figlio, Federico II, grande imperatore che aprì un nuovo capitolo nella storia europea. L'avventura dei Normanni in Sicilia si era ormai conclusa. La dinastia degli Altavilla, che aveva reso grande il loro regno, si era spenta.